Cari amici di Un Sorriso in Più, buongiorno e benvenuti alla mia rubrica Parole in musica con John. Voglio ricordarvi che questi nostri video sono del tutto amatoriali, creati dai volontari di questa associazione per ovviare la mancata nostra presenza nelle case per anziani, per motivi che noto a tutti. Però ora che piano piano si ritorna alla quasi normalità, abbiamo deciso di continuare a produrli perché riteniamo utili laddove i nostri anziani non sono ancora raggiungibili. Ma torniamo alla mia attività. Come sapete, io sono John e oggi vi presento un brano eccezionale, un pezzo da 90, un capolavoro internazionale. Io, devo dire la verità, lo affronto con molta riverenza, sia musicalmente che come testo. È stata allora, ma lo è ancora adesso, una delle canzoni più ascoltate. Signori, parlo di The Sound of Silence, tradotto in italiano Il suono del silenzio, scritto da Paul Simon e Art Garfunkel nel 1964, ma raggiunse il successo solo 2 anni dopo, nel 1966, dopo una piccola rivisitazione. Ritengo che questa canzone, oltre che ad essere una poesia, è un'anticipazione di quello che col passare degli anni è purtroppo diventata realtà. Una parola grossa, è come un cancro, come dice il testo, che si è inserito in noi, ed è l'incomunicabilità. E allora l'autore, come un sogno, immagina nelle strade strette, impervie, buie, umide, deserte, il suono del silenzio. Solo sotto un lampione c'è gente, tanta gente, che chiacchiera ma non dice niente, che canta ma nessuno ascolta, il suono del silenzio. Oppure tace, non parla per non disturbare, il suono del silenzio. E si inchina a pregare il loro Dio che è il consumismo, la globalizzazione, la ricerca affannosa del benessere senza accorgersi di quello che stavano perdendo, la comunicazione tra loro, la socializzazione, il suono del silenzio. Eppure ci sono stati i profeti che li avevano avvisati, scrivendolo sui muri delle città, ma non sono stati ascoltati. Il suono del silenzio. Non vi leggo il testo perché è un po' lungo e sarebbe anche un po' noioso, ma allora fate bene attenzione alle parole mentre la canto e mentalmente pensateci a una cosa da dire. Questa qui è una versione in italiano, perché farla in inglese non sarebbe recepita, oppure è difficoltoso anche per me che non sono un inglese, affrontare una canzone così importante in inglese sarebbe stato. Però questa traduzione, che non è una traduzione letterale, ma è una quasi fedele, comunque il senso c'è, è questo. Buon ascolto. Ciao amica oscurità, per parlar con te son qua, perché ho avuto una visione che, mentre dormivo si è insediata in me, così a fondo e non se ne va, mi fa tremar nel suono del silenzio. Nella visione ero solo per strade impervie e desolate, sotto la luce di un lampione, al freddo al gelo mi coprivo, ma nelle tenebre una luce mi accecò e
sussurrò il suono del silenzio, e nella luce vidi io 1000 persone o forse più, parlavano senza dire niente, io ascoltavo e non capivo niente, e scrivevano canzoni che nessuno cantava, per non disturbar il suono del silenzio. Stolti a loro dissi io, il silenzio crescerà, come un cancro poi si espanderà. Ascoltate questa verità, ma come lacrime nella pioggia svaniron le parole mie, le sento nel silenzio. Poi la gente si inchinò, il loro Dio pregò, una scritta al neon lampeggiò, sull'insegna c'era scritto che le parole dei profeti sono scritte sui muri delle nostre città. Il suono del silenzio, nel suono del silenzio, silenzio. Io spero che questa canzone sia piaciuta. Scusate se mi ha preso un po' di emozione, perché la sento un po' forte, è una canzone che sento. Io spero che la scelta sia stata di vostro gradimento. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio, che sarà il 43esimo. Quindi un abbraccio a tutti e un bacio da John.